arrivare a quello che è quasi il premio più importante, non per sminuire gli altri, vero Alessandro ed Andrea, ma perché è quello tanto più atteso, in quanto la categoria appunto degli editi, della narrativa, è quella da voi molto ambita. E quindi ora io chiamerei per questo premio finale, per il gran finale di serata, e poi ci accingiamo a chiudere, colei che ha supportato e supporta insieme all'organizzazione, ad Andrea, ad Alessandro e agli altri, il premio Brunola. Inviterei qui sul palco a raggiungermi per la premiazione il presidente del Lions Club International di Castelfranco Veneto, Simonetta Benetollo. A cui vorremmo fare un ringraziamento davvero particolare di cuore al presidente Simonetta. Buonasera, buonasera, le do la mano e anche il microfono, è un piacere averla qui, la ringraziamo veramente in maniera particolare per tutto il sostegno che dà e per aver preso a cuore anche lei il premio Brunore, per essere qui stasera a premiare, quindi grazie. Siamo noi di Lions Castelfranco a ringraziare voi per questa spettacolare serata e per tutto ciò che c'è stato prima e sicuramente ci sarà in futuro per quanto riguarda l'organizzazione e per tutti i premiati e non, che credo vi diano soddisfazione, e quindi questo per noi è già un grande motivo per dare il nostro sostegno, credo fin dall'inizio, da quando si è iniziato a parlare di questo premio. Lions International è la più grande associazione umanitaria del mondo, ha più di 1.400.000 associati presenti in 200 e più paesi. Il Lions Castelfranco Veneto esiste, è stato fondato 46 anni or sono, quindi credo che abbiamo avuto modo di essere sul territorio, di dimostrare la nostra disponibilità e partecipazione in quelli che noi chiamiamo, sono il nostro scopo, di service, quindi mettendo a disposizione ognuno di noi le proprie capacità, conoscenze, tempo, tutto questo per cercare di esserci in quelle situazioni umanitarie ma anche culturali, come lo è ampiamente questa, che danno un carattere particolare alla nostra città. Quindi siamo davvero tanto orgogliosi. Io sono molto contenta di rappresentare Lions Castelfranco questa sera e soprattutto per questo che è il premio speciale, e quindi vi ringrazio e sono curiosa di sapere chi è, perché lei non lo può sapere, cara Simonetta. E allora le faccio già portare, come sta arrivando alle sue spalle, dalla nostra carissima e gentilissima Katia, la busta, con il nome, se vuole le leggo, come vi dicevo, vi coccolo, vi seguo qui e andiamo a proclamare il vincitore tanto atteso della serata. Il vincitore della categoria narrativa edita è Paolo Bianchi con Donne smarrite, uomini ribelli. Complimenti a Paolo Bianchi e grazie allora per essere qui con noi, complimenti per aver vinto questo prestigiosissimo premio. Quindi io credo che il presidente del Lions avrebbe anche una domanda di curiosità. Sì, allora, chi sono le donne smarrite e chi gli uomini ribelli? C'è speranza per i rapporti interpersonali? Questa è la domanda. No, penso di no. Lapidario proprio. Prima di venire qui in albergo mi sono misurato la febbre, avevo 42. Caspita, febbre da cavallo proprio. Quindi E porca miseria, ha vinto lui poi con la febbre a 42. potevo vincerlo in postumo. E sarebbe stato
Giusto. Nella vita non ho mai vinto niente, è la prima volta che vinco qualcosa e è una bella cosa che non si debba bere dalla bottiglia come quella roba vomitevole dello strega. Lo strega fa vomitevole, non so se l'avete visto. Grazie, è stato bello essere qui. E quindi dovrà assaggiare un goccio di prunola, magari da Alessandro. Così, per la febbre. Ok, allora ci accomodiamo per ascoltare anche un brano tratto dal libro con il nostro lettore Franco e creiamo per l'ultima occasione della serata, prego Paolo, qui ci siamo qui, un po' di atmosfera. Questo è buono, aveva detto Elisa un anno prima davanti agli scaffali della libreria molto di sinistra dove avevamo appena partecipato senza conoscerci alla seduta di un gruppo di lettura. Se quel giorno di metà ottobre, un tardo pomeriggio mite, non avessi deciso di uscire di casa, cosa che facevo raramente, per andare alla libreria delle vittime innocenti, un luogo di ritrovo per anime in grado di professare solidarietà a distanza verso tutti i vinti e i disgraziati e i deboli del mondo, non di questo mondo, ma proprio di tutto, soprattutto del mondo geograficamente lontano, l'Africa per esempio. Dunque, se non avessi deciso di andarci attratto da un gioco che poteva sembrarmi originale, un gruppo di lettura, non mi sarei imbattuto in quella dozzina di persone, 10 donne e 2 maschi, uno dolce, benevolo, di una timidezza patologica, l'altro sprezzante. Non mi sarei esposto alla fine dell'incontro nel dire che desideravo far parte di quel gruppo perché a casa mi sentivo solo. Grazie al nostro lettore Franco Bertone. Un applauso ancora a Paolo Bianchi con il suo libro Donne smarrite, quello che mi sono dimenticato di premiare con i fiori questa sera spesso io, e quindi lasciamo andare a letto perché penso che povero Paolo lo ringraziamo per essere stato con noi. E Se quindi, ne renderà conto da domani probabilmente. e quindi ringraziamo anche Simonetta Penetollo del Lions Club. Grazie a voi. E vi facciamo accomodare per il gran finale. Complimenti ancora Paolo per questo grande premio. Un applauso a Paolo. Musica.